per la serie L'Agragas in bianco e nero, la nuova pubblicazione, la 26ª di Basilio Borgo, La Viola della Vittoria, un libro sicuramente interessante. Ecco, se ci vuoi approfondire di quali tematiche tratta? Esatto. Questo libro praticamente è legato all'anno 1968-69, quando io avevo 21 anni e questo è stato un anno molto importante per me, perché ho fatto la mia prima esperienza lavorativa vera e propria in terra di Basilicata. Poi praticamente quell'anno ero vicino a Potenza praticamente, e quell'anno praticamente l'Agragas faceva il primo anno di Serie D che era retrocesso l'anno prima, e quindi sì, ho voluto omaggiare come anche altre squadre chi ha vinto lo scudetto. Quell'anno l'ha vinto la Fiorentina, che è stato il secondo scudetto, perché il primo mi sembra che l'ha vinto nel 1956. E quindi questo è il discorso. Questo libro chiaramente dato il fatto di l'anno scorso, l'ho dedicato a Davide Astori e mi sembrava, anche se sono juventino, di dedicarlo a lui, perché è una persona veramente che è morta in maniera tragica, strana, completamente. Questo libro parla anche, oltre a parlare quel campionato che ha visto protagonista il Petisso Pesaula, che era allenatore della Fiorentina, e soprattutto la futura sinistra, forse era prima o dopo, non mi ricordo, Chiaruggi, che prima era della Fiorentina, che è stato veramente il vero artefice di questo scudetto. Poi io sono stato quell'anno, essendo in Basilicata, ho anche fatto immagine anche del campionato del Potenza, che era sceso alla Serie B. Poi il canto dell'Agragas praticamente era il primo anno di Serie D, quell'anno vinse l'Acqua Posillipo Cereale, mentre l'Agragas si classificò, mi sembra, terzo posto. Insomma, poi stette in seguito, come sappiamo, tanti anni in Serie D fino alla rinascita dell'80-81. Questo libro sarà presentato venerdì 5 aprile alle 18:30 presso la pizzeria Capotavola, quindi gli appassionati, i tuoi seguaci, chi vuole sapere di più può venirti a trovare venerdì 5 aprile. Sì, proprio sarà presentato nella serata alle ore 18:30 a Capotavola. Volevo anche precisare un'altra cosa, che contemporaneamente, dopo aver presentato questo libro, io farò una riproposizione del 24esimo libro, che sarebbe quello dello scudetto del Bologna, che purtroppo quando io l'ho presentato abbiamo avuto la mancanza del relatore, insomma, e quindi stavolta il relatore sarà il professore Gucciardo, professore universitario.